Cari telespettatori, rieccoci insieme. Abbiamo il piacere di avere qui in studio il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin. Ben arrivato, grazie di essere con noi. Non occorre dire altro per anticipare quello che significa anche la sua presenza. Poi rappresenta anche Ascompadova, quindi le categorie produttive che in modo particolare si sentono in prima linea coinvolte da questa situazione di epidemia diffusa, di varie, non solo della patologia, ma un'epidemia di paura che pervade un po' tutti. Cerchiamo di affrontare insieme, di capire, di chiarire, di dare anche delle strategie pragmatiche, perché Patrizio Bertin è sempre stato molto pragmatico anche nelle sue osservazioni in tutti i campi, intanto partendo dalla situazione di fatto, perché sono tanti i commercianti anche che ci hanno scritto, che ci hanno sollecitato, parlatene, fate capire che tutto sommato la cosa, con un po' di attenzione si può affrontare la vita di tutti i giorni senza bloccare il nostro paese. Sì, chiaramente io non sono né un medico né un non virologo, parliamo quindi di virus, non parlo di sanità, esatto, non parlo di niente, però io dico che i commercianti non hanno chiuso i negozi, i bar sono aperti, i ristoranti sono aperti, gli alberghi sono aperti. Questo mi sembra il primo segnale che noi siamo lì, viviamo e diciamo alla gente: guardate che se adoperate gli accorgimenti che sono stati mai ripetuti, okay, non c'è nessun problema, basta solo essere attenti. Dicono lavarsi le mani, stare un po' una distanza, ecco così, ma basta, quindi non serve chiudersi in casa, non serve essere ostaggio di qualcuno o essere addirittura in prigione in casa propria, perché questo genera ancora più angoscia, ancora più paura e dopo per uscire hai bisogno di quasi una terapia e quindi io dico viviamo la nostra vita, viviamola tranquillamente con tutte le accortezze. I numeri ci danno ragione poi, perché non è che ci sia un'epidemia, una pandemia, non è così, perché sono molto contenuti i numeri e quindi... Ma sono contenuti secondo lei anche per il fatto che sono stati adottati questi provvedimenti? Adesso in Lombardia leggevo che dicono addirittura agli over 65 anni di non uscire, sconsigliano di uscire da casa proprio per evitare che i più fragili poi vengano coinvolti, e quindi queste massime allerte oppure cioè, cosa bisognerebbe fare per evitare che si blocchi questa economia, perché sennò dopo siamo nella tragedia. Io non è che posso dare delle indicazioni in questo merito, io dico solo che altri paesi europei lo stanno vivendo su un altro modo. Questa è la cosa e quindi io dico che magari forse loro ne hanno meno casi, non lo so, perché però mi risulta strano, perché questa è un'epidemia che ormai in Europa è dappertutto, quindi diciamo che la nostra attenzione, noi abbiamo una sanità che è un'eccellenza, la nostra attenzione è sovrastimata forse anche da noi stessi, perché dico dobbiamo avere accortezze, attenzioni, tutto. Però quello di chiudere in casa le persone, chiudere scuole, chiudere università, palestre, musei, concerti, chiudere tutto, forse è servito per diciamo, circoscrivere il focolaio. Però dopo adesso ho visto ancora misure, l'altra sera, misure ancora più restrittive e io spero che queste restrizioni prima o dopo devono finire, perché il Paese ha voglia di ricominciare, altrimenti avremmo un serio problema economico e tutti lo vogliamo evitare. Assolutamente. Voi vi siete raffrontati a livello nazionale in un tavolo? Sì, io sono costantemente in contatto anche col mio presidente nazionale, perché essendo lui di Milano abbiamo lo stesso identico problema e ci scambiamo alcune opinioni, però ricevo telefonate anche da tutta Italia, qualche volta anche di solidarietà. Io dico: signori, calma, non è successo niente, guardate che infatti dal di fuori sembra la catastrofe. Forse state dipingendo la situazione in maniera sbagliata, cioè non è che siamo isolati dal mondo, non è che non viviamo, non c'è questo pericolo, la gente può arrivare a Padova, in Veneto, in Emilia Romagna, in Lombardia, può arrivare, basta solo avere quel minimo di accortezza che devono avere in tutti gli altri paesi d'Europa, perché non è che lo devono avere solo qui, perché qui c'è stato il focolaio, lo devono avere anche se vanno a Roma, anche se vanno a Berlino. Io sono stato 20 giorni fa a Berlino,
però era tutto tranquillo, non c'era niente di preoccupante. Assolutamente, quindi un'eccessiva prudenza oppure è anche, ne parlavamo prima fuori onda, no? Noi ormai siamo vaccinati alle crisi e di conseguenza ormai abbiamo gli anticorpi e ogni volta che scatta la crisi mettiamo in atto tutti i processi di salvezza, no? In qualche modo, quindi paura della crisi perché è successo questo, paura del contagio, le persone paura di perdere il posto di lavoro, ritirata, remi in barca e si sopravvive, perché questa è un po' la strategia che poi è tipica anche del Veneto, no? Tra l'altro. Sì, beh, io mi ricordo che da piccolino mio papà mi parlava della crisi, che io questo mostro crisi l'ho sempre avuto, quindi come uno stereotipo che attenti c'è la crisi, però dico che secondo me dobbiamo un po' liberarci da questo, perché la crisi dopo crea panico, dopo crea angoscia, la crisi della crisi crea angoscia e quindi non si è liberi di agire, di pensare, di anche innovare, perché hai sempre questa spada di Damocle sulla testa. Dobbiamo liberarla. Questa volta l'abbiamo vissuta allo stesso identico modo e il risultato lo vediamo. Cioè, quindi adesso, al di là di quello che è l'aspetto sanitario, il rischio è che abbiamo un pericolo di fallimenti che è impressionante. Questo lo dobbiamo scongiurare. Questo abbiamo fatto un tavolo anche ieri in Regione. Infatti ci sono tavoli continui. Mi racconti di questo? Perché anche stamattina se ne è svolto un altro. Ieri che cosa si è affrontato? Ieri avevamo tutte le categorie economiche di tutto il mondo produttivo, commerciale, turistico e tutto, fieristico anche, e si è fatta un po' un'analisi della situazione partendo dal punto di vista reale, cioè dicendo cosa serve, cosa dobbiamo fare immediatamente per uscire da questa stagnazione. E quindi abbiamo raccolto dei suggerimenti, l'assessore Marcato ha raccolto un po' tutte le indicazioni che venivano da tutte le associazioni di categoria per creare un documento da presentare a Regione e Governo. Quindi per avere le prime iniezioni, la prima cosa che abbiamo bisogno è di liquidità. Io ho detto che abbiamo bisogno anche di pensare prima al PIL interno nostro, perché i voli dall'estero adesso abbiamo capito che c'è un po' di confusione, perché non arrivano, non andate, non viviamo ci mettono in quarantena, contro ogni regola del VC ci mettono in quarantena. Esatto, quindi ecco, non è vero assolutamente che siamo in quarantena, non è vero assolutamente che se arriva un autista dalla Jugoslavia, per dire, o dalla Slovenia, non è che quando torna indietro deve andare in quarantena, non è così, e quindi dobbiamo pensare al PIL interno nostro, perché dobbiamo ripartire cercando di promuoverci in maniera intelligente. Quindi interno lo Stato nostro dice regionale? No, proprio nazionale, dicendo che vai in vacanza, vai una settimana in vacanza, sì, il 50% te lo puoi detrarre. Questo sarebbe uno stimolo per ricominciare a rimettere in moto l'economia, soprattutto gli alberghi e il turismo che sta soffrendo in maniera importante. Questo potrebbe essere la prima cosa da mettere in atto subito, perché così ricominci a rimettere in moto, da far circolare un po' questa economia, altrimenti se noi blocchiamo tutto, dall'estero vedono che noi blocchiamo tutto e quindi può pervadere per molto tempo questa situazione e noi non vogliamo assolutamente. Assolutamente, però a parte, oltre all'estero, che dopo lo affrontiamo bene, perché poi tra l'altro anche il nostro commercio, non quello di vicinato, però ha rapporti, le nostre attività produttive hanno relazioni con l'estero, c'è un problema anche con regioni del centro-sud Italia, sono cose dal paradosso più totale che leggevo sul giornale, perché non me lo sono inventato e penso che sui giornali non riportino, la trasmissione della 7, televisione nazionale, che ha detto a degli ospiti del pubblico provenienti da San Donà di Piave di starsene a casa dopo che avevano prenotato di far parte del pubblico solo perché erano veneti, e lo stesso è successo con dei lombardi. Mi sembra una cosa vergognosa, terribilmente, proprio ancor più con chi diffonde informazioni e notizie, cioè fai stare a casa solo perché provengono da quella regione, è discriminazione, ma dai soprattutto un messaggio. È il messaggio che è terribile, secondo me, perché crea, allora, nei confronti proprio del Veneto, della Lombardia, si crea questo muro, come succede la Puglia, no? Che dice no, se vieni da quella regione statene fuori.
Secondo me è anche perché questa è la prima influenza, perché chiamiamola col suo nome, dell'era digitale, dell'era online. Ormai le fake news, tutto quello che viene nutrito dai cellulari, così, sono notizie che dovrebbero essere filtrate in maniera corretta, perché abbiamo creato panico in questo modo, e quindi ci vedono come gli untori, okay, di tutto e di tutti. Invece che i prudenti. Ecco, invece noi ci ricordiamo che siamo persone responsabili, persone che insieme alla Lombardia e all'Emilia creiamo il PIL dell'Italia, okay? Quindi siamo gente che non è che siamo andati in cerca del virus per portarci a casa e avere il primato di avere il virus. È successo da noi, posso dire anche magari questo può creare meglio qua che in altre parti, perché avrebbe creato un problema più serio, okay? E quindi invece noi abbiamo una sanità che è un'eccellenza sia in Veneto che in Lombardia, e quindi abbiamo potuto affrontarla con molta anche sì preoccupazione ma anche serenità dal punto di vista, perché una volta circoscritto il focolaio, insomma, dopo vediamo che i numeri sono veramente contenuti, molto contenuti, quindi la situazione è sotto controllo. Adesso dobbiamo ritornare alla normalità, si devono aprire le scuole, cominciare a vivere la vita quotidiana, normale. Ecco che allora la mente umana è una cosa particolare, riesce a dimenticare tutte queste cose che sono negative, che sono da eliminare. Ma infatti anche il fatto stesso della frequentazione dei musei, sono stati aperti diversi musei, le persone hanno poche sparute all'interno. È anche una questione di ragionevolezza, secondo me. Se tu vedi un luogo che è iperaffollato, aspetti un attimo, se proprio devi andare lì aspetti un attimo, se no vai in uno vicino che magari può avere meno persone, quindi sta nell'intelligenza, anche nell'acquisire, secondo me, una sensibilità che noi non abbiamo, perché l'abbiamo forse anche persa in un'ottica sempre di fretta, di dover fare, eccetera. E secondo me, come nelle varie ondate, no, che ci sono state di varie pestilenze, le persone hanno imparato qualche cosa, forse da questo anche imparare un po' di moderazione. Sì, appunto, abbiamo creato una situazione pesante. Ecco, infatti gli operatori come la vivono? Gli operatori sono spaventati perché prima di tutto abbiamo le incombenze di tasse, di cose. E questo è un capitolo che adesso affrontiamo. Dipendenti da pagare, la merce che abbiamo in casa che non è venduta da pagare, perché chiaramente se si blocca un anello di questa filiera si blocca tutto. Okay, quindi si blocca sia il manifatturiero che il commerciale, che il turistico, che il servizio, si blocca tutto, perché siamo tutti concatenati nella stessa catena, e quindi gli imprenditori sono spaventati. Anche lì noi abbiamo l'obbligo, come associazioni di categoria, come Camere di Commercio, a dare dei segnali positivi, quindi dobbiamo mettere in moto subito la macchina. Come? La macchina si mette in moto, come dicevo prima, tornando alla normalità, questa è la prima cosa da fare. Poi dopo bisogna fare una iniezione veloce di liquidità. Manca liquidità, alle aziende manca liquidità, hanno bisogno subito. E chi la può dare? Le banche non la danno? La liquidità lo deve dare prima di tutto le banche, che sono, diciamo, però con la garanzia della Regione, con la garanzia delle nostre confidi interne come associazione, dello Stato, okay? Devono non guardare più il rating, perché il rating si è abbassato per forza di cose, non certo per colpa di un imprenditore che non è stato capace, e quindi c'è tutta questa situazione che deve essere analizzata molto attentamente dagli organi preposti, perché devono obbligatoriamente mettere in piedi subito l'economia di questo territorio, perché se muore questa economia di questo territorio è un disastro per tutti. Non è un disastro solo nostro, è un disastro dell'Italia, e quindi devono essere molto attenti, perché avere perso solo 20 giorni della nostra economia, del nostro territorio, ha portato via 80 milioni.
Assolutamente. Ecco, proprio in questo tavolo di lavoro che avete svolto ieri con le categorie produttive c'erano anche Confindustria, tra l'altro, sì, se non erro, è emersa anche la richiesta degli ammortizzatori sociali estesi trasversalmente, non soltanto alle aziende coinvolte nella zona rossa, e anche al turismo. Ma al turismo non era già stata fatta un'apertura per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali? Qual è facciamo un po' chiarezza, perché sono tanti gli operatori del settore che sono interessati. Intanto diciamo che non c'è una zona rossa circoscritta, la zona rossa ormai è molto più vasta e molto più ampia, perché non è la zona rossa intesa come il focolaio, ma è la zona rossa economica, che è molto più stesa. E dopodiché quello che è stato chiesto di mettere in moto gli ammortizzatori sociali anche per le piccole e medie imprese, che certe imprese sul turismo ci sono perché sono stagionali, hanno la flessibilità, ma in certe altre situazioni che non c'è flessibilità, devono mettere in moto appunto gli ammortizzatori sociali, perché uno che ha anche 2 dipendenti e li deve lasciare a casa perché non ha lavoro non li può licenziare, perché insomma non possiamo neanche creare questo tipo di situazione, però magari sospendere per un mese, 2 mesi finché si mette in moto la macchina. Io spero che non serva, spero che riparta velocemente, però una precauzione in più, perché certe imprese magari hanno delle esigenze particolari e devono appunto mettere in mobilità alcuni dipendenti, quindi aprire gli ammortizzatori sociali è una cosa primaria anche questa da fare. Questa è una richiesta che verrà presentata al governo centrale, è già passata, e chi se ne farà latore? Questa l'abbiamo già fatta in Camera di Commercio, abbiamo firmato un documento come categorie economiche dove abbiamo messo questi 4 punti del credito, quindi aiuto alla mobilità delle persone, e altri 3 punti dove è stata firmata già da 25.000 imprese. 25.000 imprese del nostro territorio hanno già sottoscritto questa cosa fatta dalla Camera di Commercio. Ieri abbiamo consegnato questa alla Regione, e in più abbiamo messo tutti questi punti con tutte le osservazioni che il nostro assessore ha preso nota, e per formulare un unico documento da presentare a livello unitario, che è la cosa fondamentale, finalmente esatto. Un unico documento da presentare al governo centrale, e quindi dopo io spero che il governo centrale abbia la velocità che serve alle imprese e al territorio in questo momento per cominciare subito a erogare alcuni aiuti che sono fondamentali perché non si blocchi la macchina. Ecco, lei da sempre, anche da quando era solo presidente a Scompadova, poi adesso con l'apertura a Confcommercio Veneto, quindi un ruolo anche di responsabilità maggiore di rappresentanza, ha sempre tenuto gli occhi molto attenti anche su le varie manovre che faceva il governo che avevano ricadute nell'ambito del commercio. Questi ultimi provvedimenti che sono stati presi, secondo lei sono utili? È sufficiente quello che sta facendo il governo? Poi dal punto di vista fiscale, in che termini si potrebbe agire? Beh, io dico con molta serenità che il governo adesso ha fatto un'analisi soprattutto sanitaria e quindi non ha preso in considerazione tutta l'area che ha subito il danno economico. Forse non ha contezza di quel che è concentrato sulle zone rosse dei focolai. Adesso noi chiediamo appunto che siano estese a più largo raggio, dove c'è veramente il bisogno di rilanciare le imprese. Pensiamo solo al turismo, la nostra riviera adriatica, insomma, cosa ne può subire se non si interviene velocemente, anche perché in questo momento qua, in questo periodo qua, si ristruttura l'albergo, si rimette in moto la macchina, pronti per la stagione successiva, e quindi se non ci sono, ecco, noi come Confidi, noi facciamo la garanzia anche agli imprestiti che ricevono questi albergatori per sistemare gli alberghi, per essere sempre innovativi, per essere sempre più attenti a quello che il cliente richiede. E in questo momento qua, se uno ha già la prospettiva di non riempire l'albergo perché questo sistema ha creato un po' di confusione, si trova veramente
in panico, ma il vero panico è quello di dire ma sto facendo qualcosa di sbagliato perché magari ho scelto un momento sbagliato di ristrutturare il mio albergo quando non so se avrò introiti, perché in questo momento qua non stanno generando cassa, loro la generano chiaramente nel periodo estivo perché gli alberghi... Assolutamente. Ecco, adesso vediamo è anche un grande problema. Assolutamente, vediamo anche delle strategie poi operative se possono essere attuate. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, quindi restate ancora con noi.